Qualcuno è convinto che Fabio Formosa non tornerà più perché Mai ieri più. Ecco, mi hanno sentito stare in regia, no, al suo posto per l'ultimo quarto d'ora anch'io. finale, perché avevo così la curiosità di maneggiare il mixer, che peraltro non maneggiavo da quando avevo, penso quando, 19 anni, l'ultima volta che ho avuto un mixer in mano, ed è tutto diverso perché quando l'avevo maneggiato io l'ultima volta c'erano ancora i dischi da mettere e se tenevano coito, quindi il Fantastico. CD non era niente di conosciuto. Scusa, ancora da un ti punto di posso vista chiedere come radiofonico. mai dopo 3 anni ti è venuta questa pazza idea di maneggiare il mixer? Dopo 3 anni che sono qua, Sì. Dopo 6 anni che faccio alla Catalla, che è Appunto. ancora peggio. Ancora peggio. No, non lo so, perché le ho sempre detto, ho detto adesso mi metto là. Questo però ha creato un pensiero nella mente dei nostri ascoltatori più affezionati, hanno creduto. pensiero Vuoi stupendo. vedere che Formosa non viene più, per questo Castiglia ha preso il suo posto in regia, significa che Antonella prenderà il suo posto ai microfoni. Mi sto mettendo Vai, perché vai. siccome c'è un vizio. Io dovevo scappare, ma ho aspettato. Ah, Gata, io non ho ti ho detto almeno vista. no, lo so che io dopo. E sei qui. Come stai? Bene, tu come stai? Benone, che bello. Voi siete? Io sono Ursa Valentina. Pino Miele. E buttaro tutta Chiani Catania d'arance. E allora Valentina magari. Abbiamo passato parecchi anni. Sicuramente ti conosciamo, niente i servizi sono eccellenti. Per la prima, vero? Ovvio, Una busta di carta. Ma io sono quando allucinante. Che devo portare qua? Vedi l'arancia e l'arancini. Non voglio sangue. Ah, l'arancia e l'arancina, giusto, è normale. Sei grande solamente tu. Alla Catalla. E saranno contente le signorine di via Garibaldi, ma Anche saranno io, contente anche mia madre, per esempio, la zia Graziella, perché no, e tutte quelle donne che magari amano Mina e che purtroppo non possono sentirla spesso in radio, perché voi, cari DJ, cari speaker, parlo anche con te. Maledetti, certo. No, parlo anche con Moderni. te. Ecco, non no, vabbè, passate ma mai di scusa, queste però io canzoni, sono una zia Graziella in potenza. Lo capisco, però tu ti Quindi- sei andato a casa nel tuo MP3, le devi passare E nella canto. trasmissione. Quando Ma faccio canti? tu non sai che io la mattina quando faccio le pulizie domestiche, quando Ah. tu metti il Grace Time, Wow. metto il volume a palla. Ah, quindi è un momento che apprezzi? Molto, e con la Hai fascia in capito? testa. Hai capito? La fascia di L'Antonella zia che usa. Concettina in testa. La Antonella, che in pratica è Chida, che insomma tutta Neio, tutta Bruno Mars, tutta che Adele. conosce, che sape Adele, traffic e storie, poi quando metti un Grace Time si scioglie così, come potrei dire, come la Seime ti piace? Mi piace si moltissimo. scioglie come la Seime, che sei stata al Porca Vacca? Certamente. Hai visto gli Mi antipasti? sono addubbata. Hai parlato che è bastardo affogati, perché io quando arrivo da ci parlo. Sì, vero. Se Sì. te parlano, capito? Tu guardi i bastardi affogati e id te parlano. Te tagliano e ti dicono non pare, siamo qua per te. Salvami! Capito? No, salvami, si sono affogate, capito? certo, Quindi certo. salvami, non possono parlare buono, capisci? La bomboniera se la ride, 4 amici capito? sono, Se la sì. ride. Ci mancherebbe, oggi abbiamo la bomboniera che ha portato la ricotta di Ramacca. Quella seria. Portata da Chupa Chups, che è il marito. Il marito, lo detto conosco. Chupa Chups si picchiava a destra a forma del licca licca, capito? A proposito di testa, io notavo con incanto Sì. la capigliatura impeccabile di Rosalba Di detta Rosalba la detta bomboniera. bomboniera. Buongiorno Rosalba, come stai? Buongiorno, Tutto a posto? Tutto a posto, Tutto sì, bene. sì. C'è questa capigliatura impeccabile, è stato da matrimonio, che ho saputo che hanno avuto un matrimonio, Sì, è vero o sì, no? sì, il matrimonio. E quindi ci fu coppo da strada. Ma lei è sempre ordinata, impeccabile, sempre dai. impeccabile, capisci? Non so se hai notato anche la manicure, molto Cioè, diversa dalla mia, La mostrare Rosalba la mia. la Rosalba ci tiene, è precisa, è La mia perfetta. manicure e poi Ecco. farei vedere la sua. Ecco, ne vogliamo parlare, capanascia di Biancaneve, da che c'è qua, vada. Fantastica. Vabbè. Hai capito? Daniela dice: ciao ragazzuoli, può essere che per la prima volta in vita sua è andato a lavorare? La nostra Daniela da Messina. Ancora Formosa, l'abbiamo noi in ambulanza. Sì. Ma per fare che un cliente può fare io. Poi ci imbecava la posta, è possibile, questo può succedere. Poi c'è un buone Peppe Anto, ma che mi sta contando è mia da Fabio, preferisco Antonello, un saluto da Giuseppe. E già siamo a 2-3 che dicono questa cosa, Mi imbarazzate. Senti, mi è arrivata una foto che ha mandato Giuseppe Auteri, Mhm. che ha trovato Fabio Formosa. Se Ah, vuoi, sì? puoi andare alla Catalla Official Fanpage e vedere tu stessa. Guarda dov'è Fabio Formosa, ti faccio vedere. Eccolo qua. Oh mamma mia! Signori, Oh mamma mia! Fabio Formosa Un'immagine terrificante, devo dire. è praticamente alleppato sopra un paracadutista, anche lui col paracadute, e fanno questo lancio insieme. Si sta facendo una cresima.
Ma ce l'ha la crisi, ma fatta io. Secondo me sì, Questa ce me l'ha la la davo. faccia. Orazio dice: ciao Peppe Anto, secondo me so puttano l'aliene con tutta la macchina. Sì, secondo me anche. Però fra 2 ore ce lo restituiscono Ora tu come minimo. immagina se arrivano i marziani sulla Terra e prima persona che incontrano Fabio Formosa a la Corolla. Cioè, cosa penseranno figura. del nostro pianeta? Che figura. Ti rendi conto? Lasciamo perdere, va. Poi Fabio, mentre che hai tempo, accatta da una cabisa buona, Emanuele Biondo, ci manca la sua risata, però beh, dice. beh. Effettivamente un po' la risata di Fabio, diciamo come riempitivo della trasmissione, non è male. Come riempitivo, non è no, male. dai. Amici della fanpage sono presenti anche oggi, c'è Valeria, c'è Valentina e fra l'altro ha scritto: salutami mia madre Enza, che anche se oggi non è al lavoro vi segue sempre e anche da casa, La quindi una salutiamo. di quelle che segue praticamente ovunque. Poi naturalmente ci sono altri amici tipo Loredana, Salvatore, lo zio Vincenzo, Jerry. Sono Ciccio Beddo, secondo me Fabio si sta facendo Beddo un po' Natale, ma non sarà mai Beddo come me, dice. Un bacio da Ciccio Beddo. La donna più fotogenica che io abbia mai visto nella mia vita, cioè come lei soltanto la mia ex moglie, Cioè, guarda che anche che io- quando sbadiglia viene buona. Ma io capito? ti C'è giuro una che quando fortuna. guardo le mie foto dico: ma sono meglio in foto, non c'è alcun Ci sono dubbio. persone che sono fortunate in fotografia, vengono benissimo. Lei, Antonella, così anche la mia ex moglie, veramente Enrica, la mamma delle gemelle. Devo dirti la verità, anche se sbadiglia, viene bene, non so perché, è una fortuna. Lo vuoi dire ad Alla Catalla? Sei fidanzata o no? Sì. Oh, muovateci Ma mano! l'hai notato però con quale atteggiamento l'ho detto? Con rassegnazione? Sì, ma voglio dire quello che è. In Sì, ogni caso è sì, 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 basta. sì, Quindi, sì, levateci sì, mano, ci sì. poteva morire. Levateci mano! Non sottate a Bedda Antonella! Potrei dire anche no, tanto non ascolta mai la Niente. radio. A lui no? Mai. E allora non ce lo fate mano, anzi sturrubatevi con complimenti, corteggiamenti, Tranquilli, che fate, peraltro a fate. una donna fanno sempre bene, infatti, fanno sempre è piacere vero. che sia fidanzata o no. Siamo davvero giunti in chiusura, tra un po' ci saranno Giovanni Leotta e DJ Marines e vabbè, che ma fare? Ma se No. ci sono, ma se ci sono, Mamma se ci sono, mia. che facevo? Io oggi ho avuto il piacere di averla insieme a me per Alla Catalla, sperando che Fabio Formosa si ammali per una quindicina di giorni. Poverino, e ma quindi perché così povero? Ma no, scherziamo, lui torna domani insieme a me tra le 11 e le 14 con Alla Catalla. Grazie Anto. Ferma, c'ho la sigla, ferma, c'ho la sigla. È sei bellissima. pronta? Se La quella è metto? bellissima. È questa, è questa. Sì. A ma che play? Vai. È lei. Me megalomen. Megalomen. Alla Catalla. Me megalomen. Megalomen.